Non c'è da stare tranquilli nemmeno a Ferragosto. L'allarme meteo che era in vigore fino alle 16 di oggi è stato prolungato dalla Protezione Civile regionale fino a tutta la giornata di venerdì 15 agosto. Stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il Veneto fino alle ore 24 di Ferragosto. Rischio che può trasformarsi a livello locale in stato di preallarme o allarme in caso di temporale a seconda dell'intensità. Non sono bastate le bufere sulle colline trevigiane e nelle valli del Bellunese, anche Ferragosto è a rischio come lo è stata spesso questa strana estate. Un Ferragosto caratterizzato da temperature sotto la media e tempo variabile a tratti instabile sia sulla costa che sulla pianura che in montagna. Quindi dobbiamo aspettarci sia dei momenti soleggiati che però anche degli annuvolamenti e qualche rovescio temporale. Decretato dalla Regione anche lo stato di attenzione per rischio idraulico nel Veneto meridionale, precisamente sul territorio rivierasco del fiume Adige, dal Basso Veronese alla foce tra Padova e Rovigo. Per sabato e domenica previsioni migliori. Sabato ancora variabile con una probabilità di precipitazioni non nulla, però comunque minore rispetto a Ferragosto. Invece una domenica sostanzialmente all'insegna del sole, a parte qualche annuvolamento così occasionale, però che non darà luogo a precipitazioni. L'estate finirà così, dicono all'ARPAB, senza più ondate di calore, con tempo variabile, a tratti instabile.